Ebbene, buongiorno, eccoci qua con la barbetta. Come si suol dire, oggi facciamo la barba di capra, aruncus dioicus, la barba di capra con le uova mimosa. Dunque, acqua bollente, vado a mettere naturalmente un pizzico di sale e poi vado a preparare. Allora, quello che io dico sempre quando cucino delle o erbe spontanee o anche le erbe che conosciamo, tipo proprio gli asparagi, do un consiglio, facilmente è una tara diciamo di servizio, no? Facendo il cuoco, io consiglio sempre di mettere tutte queste erbette con la testolina tutte belle assieme, perché se noi andiamo a mettere nella pentola tutte queste erbette così a caso, vanno in giro per la padella e a fine cottura abbiamo una papocchia non ben definita. Se invece noi se le mettiamo tutte belle dritte, poi naturalmente col classico spago da cucina diamo un giretto e con il doppio giro di nodo, così tiriamo con il doppio giro, il nodo non rientra, di modo che noi possiamo tranquillamente lasciare fermo. Io ho le mani grandi, dunque devo un pochettino, no? Dovete pazientare un po'. Ecco qua, tiro via. Poi naturalmente, se possibile, tento di fare un'unica misura ed ecco che vado a metterlo nell'acqua salata bollente. Naturalmente oggi abbiamo un massettino, no? Però è chiaro che a casa ne mettiamo anche di più nel momento come li troviamo. Adesso andiamo a cottura, non è lunga, a parte che poi basterà semplicemente con una forchetta per non scottarsi, no? Poi lo vediamo dopo, basta alzarla e toccare leggermente il culetto della verdura e sappiamo quando è pronto. E che non sia spappolato naturalmente, no? Perché altrimenti alla fine esce quello che esce, deve essere non dico al dente ma cotto normale, ecco, sono delle verdurette che devono essere cotte giuste. Qua va avanti la cottura, adesso noi andiamo a preparare l'uovo mimosa, dunque vado a prendere le uova, naturalmente uova sode, sia ben chiaro. E vedo anche che sono fresche perché quando fanno fatica a pelarsi vuol dire che hanno poca aria nell'interno. Ci vuole sempre molta calma, E anche qua un piccolo consiglio, io consiglierei, se vogliamo fare le uova sode, che abbiano pure qualche giorno di vita, non farle proprio appena raccolte nel pollaio, perché si fa una fatica boia a pelarle. E poi anche perché pochi sanno che l'uovo freschissimo non si dovrebbe proprio usarlo, perché contiene il vibrione della salmonella. Bisogna sempre aspettare 2 o 3 giorni. In effetti quelle uova che noi troviamo nei negozi, nei supermercati, vengono messe in commercio minimo 3 giorni dopo che le hanno raccolte. Dunque adesso prendo lo schiacciapatate, ecco perché diciamo si chiamerà mimosa questa ricetta. Schiaccio bene come si deve. Mi ci vado a mettere adesso ed ecco dunque come notate la barba di capra bolle. Naturalmente il prezzemolo tritato non serve super finissimo, è meglio un po' leggermente grossolano perché poi si vedrà alla fine, si vedrà un risultato più bello, no? Naturalmente del sale fino, basta un pizzico di sale fino, non sto mai appena il pepe. Ci mettiamo dell'olio d'oliva e chi mi conosce sa che
L'olio d'oliva io non lo voglio mai troppo aromatico, troppo forte, perché sennò mi porta via il gusto di quello che devo mangiare. Dunque basta metterne un pochino e appena di aceto. E adesso anche sul discorso aceto di mele, anzi volevo proprio a questo punto, vedo che cioè forse non è proprio una moda, ma diciamo che c'è questa tendenza a tutti gli aceti balsamici, oppure l'aceto di mele è proprio un forte impatto. E voglio ricordare, così tra parentesi, visto che abbiamo queste cotture anche delle verdurine, è che se si usa aceto di mele per fare prodotti che devono essere in futuro messi via nei vasetti, non possiamo aggiungere acqua o vino bianco, per capirci. L'aceto di mele ha un pH non troppo basso, dunque deve essere usato esclusivamente solamente aceto di mele. Per gli altri aceti invece c'è il giochetto di acqua, vino, aceto. Ecco, diamo una giratina. Ecco, ho chiamato mimosa proprio perché così mi sembra la fioritura delle mimose, no? Il fiorellino bianco-giallo con le foglioline verdi. Ecco, adesso noi andiamo a prendere la barba di capra che avevamo cotto in precedenza, tanto per definire il piatto. Eccola qua. Come notate si vede questo colore, no? Bello. E io la barba di capra mi viene così spontaneo, no? Da metterla così. E se la verdura, barba di capra, è cotta bene come si deve, come vi accennavo prima, adesso non basterà altro che per mangiarla con serenità, senza problemi, visto che è tenera anche qua, basta tagliare a questo punto in questa maniera, vedete che è morbidissima. Naturalmente poi si fa tutto questo giochetto. Io questo lo faccio esclusivamente perché si possa mangiare meglio, perché purtroppo devo ammettere che ho diverse tare personali, no? Ma tare io le vedo positive. Quello che io ho sempre pensato nella ristorazione, in tutti gli anni che ho lavorato, mi sembra corretto che non è il cliente che deve soffrire per poter mangiare qualcosa, no? Cioè il cliente deve trovare il più possibile, a parte la bellezza del piatto, ma poi lui deve mangiare con serenità, senza come faccio, apro la bocca, la chiudo, no, come faccio, quanto devo masticare, no, io glielo presento il più possibile giusto, lui deve solamente mangiare serenamente, poi giustamente sta a lui decidere se il piatto è buono o meno, no? Io faccio di tutto perché sia buono, perché le mie ore in cucina, che erano la media 12-14 ore, da solo mi veniva un pensiero che non riuscivo mai a fare tutto, cioè erano poche, sebbene se pensiamo alle ore che fa un cuoco sono tantissime, no? E mi sembravano poche per poter fare un piatto come si deve, ma alla fine poi il risultato è sempre stato positivo. Grazie a tutti quanti, ecco, la barba di capra mimosa, molto gentile, arrivederci.